10 secondi e poi si va. Terza corsa, premio Rounds, 9 puledri di 2 anni al via, non vincitori di 2000 euro in carriera, sole femmine. Questo è il campo dei partenti. Al numero 1 Filippa Jet, Edoardo Baldi, 2 Fort Washaki, Luca Farolfi, 3 Finlandia FBS, Roberto Ruvolo, 4 Fairy Tale Home, Roberto Vecchione, 5 Futura, Giuseppe Pistone, 6 Florentina SSG, Carmine Piscoglio, seconda fila 7 Fundi dei Greppi, Enrico Montagna, 8 First Lady PLS, Andrea Farolfi, 9 Fashion Black, VP dell'Annunziata. Favori al gioco per Fairy Tale Home, numero 4 dello schieramento. Si ritrae dal 6 Florentina SSG. Problemi per la favorita Fairy Tale Home. Si parte con veloce Finlandia FBS che va a condurre nei confronti di Futura, che si sistema seconda avanti a Filippa Jet. Di fuori Florentina SSG che precede Fort Washaki, terza pariglia esterna per Fashion Black. Se ne vanno i primi 200 metri di corsa in 16:1. Florentina SSG va all'attacco di Finlandia FBS. Prova a farsi posto in corda, posto che però non c'è, perché Futura fa buona guardia, rimane seconda avanti a Filippa Jet, seconda pariglia per Fort Washaki. Poi sempre Fashion Black, terza posizione in corda per Filippa Jet che precede Fundi dei Greppi. 400 se ne sono andati in 31,2, i 600 in 48. Passaggio davanti alle tribune con Roberto Ruvolo e Finlandia FBS al comando. Figlia di Mago d'Amore all'avanguardia nei confronti di Futura, seconda in corda, al cui esterno gravita Florentina SSG che si porta in scia Fort Washaki. Poi ancora Filippa Jet che fa coppia con Fashion Black. Prova a muoversi dall'ultima posizione venendo da rottura Fairy Tale Home. Se ne vanno 1000 metri in 1:20 e mezzo. Non succede nulla nelle prime posizioni con Finlandia che continua del suo passo tranquillo. Fort Washaki prova ad affacciarsi in terza corsia. Alla corda rimane Futura che precede Filippa Jet, accelerazione della testa, 15 la retta di là, 39 il terzo quarto di gara, è in vantaggio Finlandia FBS, filata da Futura, numero poi Fort 1 Washaki, Filippa Jet, gli altri che stentano per il squalificato. momento all'ingresso addirittura arrivo, allunga Finlandia FBS, prova a spostare dalla sua scia Futura, al largo di tutti, soprattutto Fort Washaki, è in vantaggio Finlandia FBS, Fort Washaki che insiste al largo sul palo, si salva Finlandia FBS dal finish tardivo di Fort Washaki che è secondo, al terzo posto Futura, 33 l'arrivo, 1:18,3 il ragguaglio cronometrico, 2:5 e mezzo il totale, la vittoria in percorso di testa per Finlandia FBS, Roberto Ruvolo, colori della scuderia Martini, percorso di testa graduato, centellinato da Roberto Ruvolo che risparmia lungo il percorso, allunga e nonostante gli manchi qualcosa nel finale riesce a trarre beneficio del percorso lento e si salva dall'ottimo finish di Fort Washaki che è secondo, al terzo la diligente Futura.